Eder. Mech. Pallister. Buongiorno, caro Eder. Io ti ringrazio per lo spazio che mi concedi. Io ti pregherei di mantenere il mio anonimato sulla vicenda relativa alla povera Liliana Resinovic. Ho fatto un'ipotesi su come possano essere andate le cose, ho inserito tutti gli elementi che sono stati raccolti in questi anni, soprattutto da te, Eder, ma anche da altri importanti youtuber e chiaramente anche gli stessi elementi che sono emersi grazie al lavoro degli inquirenti della procura di Trieste e ai vari consulenti, ai vari legali, criminologi e quant'altri che si sono interessati alla vicenda. E quindi ho fatto questo esperimento, ecco, se mi concedi il termine forse non tanto appropriato, di inserire tutti questi elementi all'interno di ChatGPT. Quindi l'intelligenza artificiale utilizzata mediante l'inserimento di tutti questi dati, di tutti questi elementi, per arrivare ad avere magari anche un'ulteriore ipotesi da poter vagliare, da poter usare nel riuscire a comprendere cosa sia effettivamente successo quel 14 o anzi meglio dire il 13 dicembre. E allora cosa mi restituisce come risultato? Mi restituisce un'ipotesi che quindi vado a spiegare, insomma così, a rendere per poter comprendere cosa probabilmente è successo alla povera Lilly. Si partirebbe allora dal 13 di dicembre dell'anno 2021, giorno in cui, come ben hai detto tu, Eder, e come comunque risulta essere ormai pacifico, i due coniugi, Lilly e Sebastiano, effettivamente saranno insieme alla cena con gli amici e saranno insieme anche sulla strada del ritorno verso la loro abitazione e quindi all'interno della loro abitazione. Il 13 è una data fondamentale e quindi anche quella cena e anche tutto ciò che segue, perché non è più la Lilly di un tempo passato, è una nuova Lilly, quella che si pone avanti al marito, che non considera più tale, che vorrebbe lasciare. Assolutamente possiamo comprendere come siamo in presenza di una persona che vuole affrontare, non lo ha mai fatto prima per aver in un certo senso anche patito, insomma, la figura dominante del marito, ma comunque vuole porre un punto, mettere un punto e un freno a quel rapporto che non vuole più coltivare, portare avanti. Sente quindi la necessità di fronteggiare il marito. Ci sono stati già dei litigi, ci sono state già delle discussioni, è emerso che la cena con gli amici del 13 di dicembre non fosse stata una cena condotta con serenità e quindi con un rapporto sereno di interscambio tra i due coniugi, e che lei fosse tesissima e quindi che non andasse più d'accordo con il marito. Allora possiamo tranquillamente affermare, per quello che ci dice l'intelligenza artificiale, che in questi momenti si può arrivare anche ad uno scontro più acceso, più importante, sempre di tenore negativo in un rapporto di coppia, che possa poi portare a un'evoluzione ancora peggiorativa in un rapporto di coppia e quindi nel caso di specie tra i due soggetti. Si arriverebbe quindi all'abitazione e a quella mattina del 14 di dicembre con una Lilly, con una Liliana che evidentemente voleva lasciare, e forse nella nostra ipotesi, perché si tratta solo e soltanto di un'ipotesi, noi siamo garantisti, innocentisti, non ce l'abbiamo contro Sebastiano, non cerchiamo un colpevole a tutti i costi e dove mai in lui, però evidentemente in questa ipotesi che facciamo il suo ruolo ha un ruolo chiave ed è importante quindi parlarne
E quindi di conseguenza possiamo anche immaginare una continuazione di lite decorsa tra i due, una volontà di Lilli di lasciare Sebastiano, ove mai e per tantissimi motivi, non solo quelli magari riconducibili a Claudio e a una volontà di andare a convivere, di stare con Claudio, di ufficializzare dopo diversi giorni, a breve, ma magari anticipando il tutto, e quindi averlo riferito, possiamo anche ipotizzare questo, proprio tra il 13 e il 14, durante un litigio, e a maggior ragione a conferma il 14 mattina, averlo riferito al marito, che chiaramente si irrigidisce sulla posizione. Sempre in ipotesi possiamo pensare che avesse saputo, ancora capito prima, e saputo e avuto conferma di questo rapporto con Claudio, sempre più vicino, e che chiaramente fosse contrario a tutto ciò. E quindi si arriverebbe, non dico ancora a un litigio importante, decisivo, ma certamente verbale, sì, in quel 14 mattina, quando noi sappiamo, ancor prima delle 8, Sebastiano era già sveglio per uscire, per andare a lavorare, tra virgolette, nella consegna dei coltelli e nel giro per recarsi alle varie pescherie, ma ci torneremo dopo, perché siamo ancora alla fase mattutina di Sebastiano e di Lilli insieme, presenti dentro l'abitazione di Via Verrocchio. Siamo quindi in un orario temporale, in un arco temporale intercorrente sicuramente tra le 6 e 6 e mezza del mattino e le ore 8, perché Sebastiano uscirà prima, questo effettivamente è una certezza, mentre invece Lilli resterà sicuramente fino alle ore 8:22 ancora in abitazione, perché lo conferma anche la telefonata avuta con Claudio, in cui lei, secondo la nostra ipotesi, dirà effettivamente la verità, ovvero che si recherà, perdendo però un po' di tempo rispetto all'appuntamento concordato delle 10 con Claudio, si recherà, dicevamo nella nostra ipotesi, lo sottolineiamo, verso il negozio della Wind, perché erano sorte delle problematiche relative ai cellulari e relative anche ad alcune attività che Sebastiano, nella nostra ipotesi sottolineiamo, aveva posto in essere negli ultimi 2-3 giorni ai danni di Lilli. Ebbene, nella nostra ipotesi emergerebbe che negli ultimi 2-3 giorni, quindi antecedenti a quel 14 dicembre, Sebastiano aveva preso una forte posizione di dominio nei confronti di Lilli, arrivando addirittura non soltanto ad avere accesso ai cellulari di Liliana, aveva anche le password, c'era stata una modifica in tal senso a suo favore, per un utilizzo a suo favore dei 2 cellulari, ma proprio li aveva quasi trattenuti questi telefoni, tant'è vero che, ed emergerà grazie agli inquirenti, che vi erano delle, in cronologia, diverse ricerche che sicuramente sono da attribuirsi più a una figura maschile che a quella femminile. Vedasi tra le altre diverse la Formula 1, il Gran Premio con vincitore Verstappen ad Abu Dhabi e quant'altro. O comunque altre ricerche anche sulla stessa GoPro, sono tutte ricerche di area di interesse maschile, su cui noi ipotizziamo non avesse avuto un'incidenza la donna e quindi Lilli, ma più che altro il marito. Il marito teneva da circa 2-3 giorni i telefoni in mano di Lilli, faceva le sue ricerche, faceva le sue letture. Quindi chiaramente siamo in presenza di un atteggiamento molto ostile, nella nostra ipotesi, sottolineiamo, portata avanti dal Sebastiano nei confronti di Lilli, non più padrona dell'uso anche libero dei propri telefoni. Ecco allora, nella nostra ipotesi, la necessità di Lilli di rendersi nuovamente autonoma con l'uso chiaramente anche dei telefoni, su cui può esserci stata anche un'attività di cancellazione di alcuni messaggi, di alcuni numeri e di quant'altro effettivamente in questo momento è sotto indagine telematica da parte degli inquirenti che stanno facendo un approfondimento in tal senso. Si arriva quindi a un'evidente forma di manifestazione di volontà, di libertà da parte di Lilli, che sente quindi per questo, nella nostra ipotesi, il bisogno di volersi recare al negozio Wind di via Cesare Battisti di Trieste per cercare di interloquire, di avere delle consulenze, dei pareri, eventualmente anche per acquistare un nuovo telefono. Quindi noi siamo assolutamente convinti nella nostra ipotesi, per quello che restituisce anche l'intelligenza artificiale in tal senso,
che la donna, inquadrata anche dalle telecamere, quindi sono degli elementi di certezza, è Lilly, quella che uscirà dalle ore 8:22 in poi e verrà inquadrata nel mentre salirà la via Damiano Chiesa per arrivare a Piazzale Gioberti, e quindi ad aver gettato già la spazzatura. È proprio lei che arriverà in Piazzale Gioberti. Colpisce evidentemente, a conferma, un'inquadratura particolare di Lilly, che dopo aver gettato l'immondizia controlla più volte l'interno della propria borsetta. Questo sta a significare, in maniera riteniamo incontestabile, una volontà di sincerarsi di qualcosa in possesso ed all'interno della borsetta che doveva servire a qualcosa da farsi nei minuti seguenti. A sua volta il passo sembrerebbe essere totalmente diverso nel momento in cui la donna arriva in Piazzale Gioberti, nei pressi di quelle strisce bianche di attraversamento che porteranno anche alla fermata dell'autobus. Il suo passo è totalmente diverso, è un passo decisivo, spedito, veloce. Lei ha fretta di arrivare in qualche posto. Quella strada è una strada che permette, dopo qualche centinaio di metri, forse chilometro, ad arrivare, ma comunque certamente lei aveva un passo spedito e anche diverso, più sostenuto rispetto alla media umana della donna soprattutto. Quindi entro le ore 9 la donna poteva tranquillamente essere presente nel circondario della zona di Cesare Battisti e della Wind. Il motivo per cui però, attenzione, le telecamere non la inquadrano in questo suo avvicinarsi verso la Wind e in nessun altro posto, altra strada, altra via di quel circondario, è presto detto, in quanto evidentemente, per quello che esce dall'ipotesi dell'intelligenza artificiale restituita, emergerebbe quindi una sua salita su un'automobile e in particolare, essendo vicino anche, come risulterebbe dalle celle telefoniche e similari, il marito Sebastiano, e siccome la donna certamente non era propensa a salire su qualsiasi vettura di qualsiasi persona, possiamo quindi ipotizzare che effettivamente la salita su una macchina, visto che nessuna inquadratura di telecamere ci sarà più, può essere ben possibile essere decorsa a favore dell'automobile di Sebastiano. Cosa possiamo allora ipotizzare sia successo? Sebastiano potrebbe avere, e utilizziamo sempre l'ipotesi, aver intercettato più o meno volutamente, non ci interessa questo, può aver intercettato e fatto salire a bordo Lilly, in un'espressione in cui lo stesso continuerebbe in questa sua attività di dominio nei confronti della moglie, in un momento in cui lui cerca di far soprassedere dalle sue volontà la donna, che ivi si trovava proprio per le problematiche relative al cellulare, a quell'impossessamento dei telefoni che lei non ha gradito negli ultimi giorni da parte del marito e che limitavano ovviamente la sua libertà e la sua espressione di comunicazione con gli amici, ma anche con Claudio. Il resto è presto detto, è evidente che Sebastiano, ed è grazie anche a te, Eder, che è emerso tutto ciò da poco e si sta approfondendo anche a livello televisivo da poco, il fatto che non risulterebbe essere più integro l'alibi di Sebastiano in riferimento all'ultima zona, all'ultimo momento di consegna dei coltelli, la Galleria Rossoni, e quindi intesa come struttura e l'interno delle varie attività commerciali e pescheria ancora all'interno. Lui afferma da sempre di esserci stato in quel tratto, che tra l'altro è anche vicino alla Cesare Battisti. Ma risulta essere smentito tutto e quindi non risulterebbe essere lì invece, perché come hai scoperto e dici tu anche da tanto tempo, Eder, i dipendenti della pescheria affermano di non aver visto quel 14 mattina Sebastiano e quindi non risulterebbe essere passato, quindi avrebbe saltato quel giro, quell'ultima tappa di giro di quella zona che è vicino proprio alla Cesare Battisti, al negozio della Wind, alla presenza della donna. Sebastiano è a pochissimi metri e minuto dal viaggio, dalla marcia di Lilly, che stava andando proprio verso la Wind. Di conseguenza possiamo anche ipotizzare che quindi l'abbia effettivamente intercettata e convinta a salire sull'automobile. E quindi da lì in poi i due possono aver preso chiaramente diverse direzioni
Su questo dovrà indagare la procura, dovranno indagare gli inquirenti. Ma quello che vogliamo adesso ipotizzare è quello che può essere successo all'interno dell'abitacolo dell'autoveicolo di Sebastiano, e andare ad immaginare una scena e alcuni movimenti posti in essere, compiuti dai due in un ipotetico litigio verbale, con il coinvolgimento di una frenata da parte di questa vettura, che inaspettatamente, involontariamente porrebbe in essere il Sebastiano, e che causerebbe quindi un impatto abbastanza importante, seppur non eccessivo, perché comunque si era al centro di una città con dei limiti di velocità. Ma una frenata comunque abbastanza repentina può anche ipoteticamente aver fatto sbattere frontalmente, anche con un'inclinazione di pochi gradi o verso sinistra o verso destra, sarà approfondito, il volto della povera Lilly, e quindi ciò può avere benissimo, nella nostra ipotesi, aver causato le varie contusioni facciali all'emilatero, quindi del volto, le microfratture nasali stesse. Come ha detto bene l'avvocato Cozza diversi mesi fa, difensore di una delle parti offese, si ritiene che a danno del volto della povera Lilly ci sia stata un'aggressione attraverso un corpo contundente. Loro immaginavano e immaginano che quindi ci sia stata un'aggressione fisica, un pugno, delle manate, degli schiaffi violenti nei confronti della donna. Ma secondo quello che ci restituisce l'intelligenza artificiale, che evidentemente apprende da studi medico-legali e quant'altro di similare quanto riferibile a un impatto del volto di una donna in un sinistro automobilistico per una frenata, autonomo chiaramente, ci porta anche ad avvalorare la possibilità di un'ipotesi diversa di origine causale di tale contusioni, che sembrerebbero quindi essere diverse rispetto a quelle di un'aggressione, perché l'aggressione fisica manuale, schiaffi e pugni, darebbe delle microfratture diverse che diventerebbero più macrofratture rispetto a una microfrattura, e anche le stesse contusioni, le ecchimosi e quant'altro sarebbero diverse nel caso di un'aggressione rispetto a quelle invece di un impatto frontale del volto della donna verso il cruscotto anche angolare di un'automobile. E allora, immaginando questa ipotesi di questo litigio all'interno dell'autoveicolo, possiamo anche immaginare che durante una frenata abbastanza repentina, commessa dal Sebastiano, ripetiamo, è un'ipotesi, possa essere accaduto che la donna avesse riportato, in un certo senso, delle microlesioni, quindi delle fratture nasali, delle contusioni all'emilatero, e quindi uno stordimento abbastanza importante che può essere stato l'origine di quello scompenso cardiaco che è stato diagnosticato essere proprio l'origine, la causa della morte della donna, perché è stato escluso effettivamente che l'origine primaria del decesso sia da ricondursi a un'ipotesi di asfissia. Quindi è chiaro anche che si possa immaginare essere successo qualcosa del genere, e che quindi quell'impatto possa avere dato origine a una serie concausale di eventi traumatici, patologici, che possono aver danneggiato e quindi potenzialmente leso l'attività cardiaca ritmica del cuore della Lilly. In quei momenti cosa succede? Succede che Sebastiano può essersi messo di paura, quindi può aver cercato inizialmente di aiutare la donna aprendo lo sportello, portandola fuori dall'abitacolo, cercando di farla respirare, di farle prendere dell'aria. È un gesto naturale che sarebbe quindi conseguito. Ma lo scompenso cardiaco, purtroppo, in un'attività cardiaca anche già labile, non delle migliori, sulla Lilly, avrebbe quindi determinato il decesso della povera donna. E allora, se noi ragioniamo su questa ipotesi, emergerebbe che la donna possa essere stata rimessa di nuovo nell'autovettura, oppure portata in un posto vicino, in un parco lì attorno alla zona del negozio della Wind, o comunque in un raggio certamente chilometrico non distante, per poi essere recuperata successivamente in un altro tempo. Certo, noi ragioniamo sempre secondo ipotesi, ma sembra strano che l'autovettura venga poi pulita all'interno da parte dell'uomo,
come lo stesso infatti dirà. Lui si giustificherà dicendo che avrebbe pulito l'interno come era solito fare dopo la gita con le biciclette del terriccio che poi le biciclette inserite all'interno dell'autoveicolo lasciava. E però dovrebbe spiegare per quale motivo poi va a cedere, a togliersi l'autovettura, che avrebbe quindi sostituito con un'altra autovettura. Lui dice, il Sebastiano, che è stato costretto proprio perché non ha potuto più pagare l'assicurazione, ma l'assicurazione dell'auto era intestata alla povera Lilly, che aveva la domiciliazione di pagamento, per cui nemmeno si doveva andare a pagarla, perché automaticamente avveniva il prelievo da parte della compagnia alla scadenza della rata. Quindi inseriti tutti questi elementi e soprattutto quelli che ci fanno considerare la circostanza secondo la quale l'alibi non sarebbe più così stringente, così importante, così decisivo, così presente più da parte e a favore del Sebastiano sulla sua presenza all'interno del laboratorio, perché per la prima volta risulterebbe spento il suo telefono proprio dopo le 9, e in un'ipotesi di litigio in cui si vuole parlare con il proprio partner, il proprio coniuge, ci sta anche che uno spegne il telefono, che resterà spento per diverse ore, e in quel frangente temporale è emerso che all'interno del laboratorio non vi è quella consueta quel consueto uso di energia elettrica utile per l'attività che lui conduceva di lavoro sui coltelli. Cioè tutto ci porta ad avere, nella nostra ipotesi, una possibilità di allontanamento quindi del Sebastiano, una sua non presenza all'interno del laboratorio dopo le 9. A sua volta è emerso che non è nemmeno presente in zona Galleria Rossoni per la consegna, l'ultima tappa del suo giro dei coltelli, perché, come ha detto bene Eder, li aveva consegnati il giorno antecedente. Insomma, l'alibi non è più presente, non è confermato, non sussisterebbe quindi in questa ipotesi. E quindi vogliamo concludere, dopo averla formulata con questa possibilità di una frenata repentina ai danni della moglie, fatta salire nel frattempo intorno alle ore 9 sull'autovettura, vogliamo concludere questa nostra ipotesi con un ulteriore passaggio, una testimonianza resa da una donna che direbbe, dopo aver fatto delle domande specifiche, averlo incalzato il Sebastiano, riferisce che il Sebastiano avrebbe detto è stato un incidente, per poi rimangiarsi subito quanto detto, ma la genuinità chiaramente della prima affermazione è sempre quella che vale, si direbbe. Quindi possiamo assolutamente portare avanti questa ipotesi, proprio perché viene dalle parole di Sebastiano. È stato un incidente. Quindi perché non andare ad approfondire anche questa ipotesi, ovvero che vedrebbe il coinvolgimento di un'autovettura, dell'autovettura comune, di questa frenata, di questo impatto, di questo scompenso cardiaco che sarebbe nato proprio da questo sinistro. La casistica effettivamente giornalistica ci viene in aiuto e ci dice che è già successo in Italia. Esistono proprio dei casi in cui a seguito di un incidente, un impatto frontale all'interno dell'autoveicolo si possa anche originare uno scompenso cardiaco, un arresto cardiaco e quindi anche un decesso. Sono soltanto delle ipotesi, ovviamente. Ribadiamo nuovamente, nessuno ce l'ha contro Sebastiano. Siamo garantisti, siamo innocentisti. Noi formuliamo solo delle ipotesi in questo momento supportate dall'intelligenza artificiale che ci viene in aiuto in questo senso. Non vogliamo ovviamente fare altro che cercare di aiutare la Procura di Trieste a indagare ancora meglio, in maniera approfondita, come già sta facendo, per andare ad offrire una soluzione al caso riferito proprio alla povera Lilly, affinché possa avere giustizia, in questo senso. E quindi mi concedi questo spazio e ti ringrazio per questo, Eder, e non mancherà ovviamente nuova occasione per andare ad approfondire ulteriormente la vicenda. Ti ringrazio e un abbraccio. Nel precedente video avevamo parlato del fatto che l'amica rumena, che si chiama Miaela e non, come erroneamente detto, Ramona,
avrebbe chiamato il 12 Liliana non risponde, quindi il 13 chiama Sebastiano. In realtà emerge fuori una telefonata realmente avvenuta alle 18:07 della durata di 2 minuti e 18 secondi tra la rumena e Liliana. Quindi loro si sono parlate, la rumena lo negherà nella SIT dicendo che per questo poi ha chiamato Sebastiano, e invece c'è una telefonata adesso che non torna. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.